Fervono i preparativi qui a Campomarzo per l'allestimento di quella che diventerà la cittadella degli alpini. Tutto stamattina è partito prestissimo con l'arrivo dell'elicottero dell'esercito italiano. L'elicottero del 4° Reggimento Aves Alter di Bolzano è atterrato a Campomarzo per dare vita a quella che diventerà la cittadella degli alpini, cuore di quello che sarà di fatto lo spazio espositivo per mezzi ed equipaggiamenti dell'esercito italiano e per tutte le attività e le specializzazioni della protezione civile ANA e della sanità alpina. Verrà allestita la cittadella degli alpini, divisa in due parti, una parte militare e una parte dell'associazione alpini che vede la protezione civile, tutte le attrezzature che fanno loro, l'associazionismo che appunto viene impiegato dall'ANA. Per quel che riguarda noi come esercito italiano siamo qua schierati con le truppe alpine, ovviamente quelle che sono le specialità nostre da montagna, quindi qui si potrà vedere l'addestramento sulla palestra di roccia, quindi quello che fanno i nostri alpini per addestrarsi in montagna, una simulazione di quello che è l'attività addestrativa, i nostri equipaggiamenti, i nostri mezzi ovviamente, quelli che utilizziamo normalmente. C'è la parte bonifica del territorio con il reggimento Eugenio che è molto importante, specialmente con gli ordini bellici che vengono ritrovati in tutta Italia. Ci sono la parte di supporto, quindi la parte logistica, la parte di artiglieria, e ci sarà la parte storica col Museo Storico degli Alpini di Trento, c'è l'Istituto Geografico Militare, quello che ci fornisce le cartine, le mappe geografiche dove noi operiamo, possiamo fare le cose in tutte le nostre attività. E poi ci sono le nostre specialità sia alpine in quanto tale, quindi nostre attrezzature, mezzi di nuovo tipo, equipaggiamenti, il nostro reggimento di cavalleria che appunto è il nostro reggimento che da 2013 è presente alla Brigata Alpina Giulia, e quindi potrete vedere quello che fa un alpino, un soldato dell'esercito italiano, nella fattispecie in questo caso delle truppe alpine, in addestramento in attività normale. Sabato l'avvio ai lavori da parte dei volontari della Protezione Civile ANA con la posa delle recinzioni nell'area dove saranno esposti al pubblico i mezzi utilizzati dalla Protezione Civile ANA, come i moduli idrogeologici ad esempio usati nell'ultima alluvione a Vicenza, ma non solo. Ci saranno tutti i nostri mezzi, saranno allestiti, ci saranno anche dei video, delle dimostrazioni sulle attività che vengono fatte come protezione civile, ma ci sarà anche l'ospedale da campo nostro, dove ricordo che è l'unico ospedale in Italia che è anche aviotrasportabile, quindi sarà operativo in tutti i sensi, non solo come dimostrazione ma anche come propria attività operativa sul territorio.